Allora, questi pensieri non sono esattamente i miei, ho cercato di modificarli, però sono tratti da un'esposizione fatta da un sociologo che ha parlato di problemi legati di socio-economia, e ve li leggo perché su di questo si può dire molto. Per prima cosa dobbiamo dire che molti di noi non valutano l'importanza delle dinamiche di formazione del capitale così come della gestione, se non in termini molto personali, cioè si pensa al capitale non come capitale di tutti, ma si pensa sempre al capitale in termini molto individuali. Bisogna inoltre fare una distinzione fra capitale intellettuale e capitale di risparmio. Il capitale di risparmio è quello di cui parlavo prima, il capitale intellettuale è quello di cui parlava Paolo. La competitività può basarsi sui vantaggi naturali della terra, quantità estese di terra fertile e buon clima, risorse minerali in grande quantità e facili da estrarre, ma molto di più si basa sul capitale intellettuale, sulla crescente formazione dei lavoratori, cosa che da noi si è persa, sulla maggiore produttività del lavoro e la maggiore efficienza tecnico-scientifica. Su di questo vorrei fermarmi un attimo. La capacità della formazione tecnico-scientifica in Sardegna non esiste. Primo, esisteva in maniera molto lieve quando c'era la formazione professionale, ma la formazione professionale era andata col tempo svilendosi in un più che altro così, dare dei soldi facilmente ai vari centri di formazione professionale, però questo non è mai stato fatto. Ancora, ricordo inoltre che alla base della globalizzazione c'è lo sviluppo estensivo e intensivo del capitalismo del mondo. Le crisi che colpiscono nazioni e nazionalità, province e regioni, pur sembrando interne, sono determinate dall'insorgere della globalizzazione. La globalizzazione coinvolge tutti i sistemi, e qui vi voglio far ragionare un attimo, il locale come il nazionale, il regionale come il mondiale, città e campagna, varie forze produttive, settori e relazioni di produzione. Il passaggio seguente è questo, io vi direi di ascoltarlo con molta attenzione, anche perché presuppone reinterpretare anche determinati significati. L'autore lo esprime in questo modo: la globalizzazione del capitalismo si accompagna alla formazione di vari subsistemi economici regionali, disturbando il nazionalismo dello Stato-nazione, ma anche stimolando la maturazione del regionalismo in qualcosa di più ampio, ridisegnando il tutto. Io vi direi che qua il regionalismo lo possiamo intendere come regionalismo attribuito al sistema sardegno. La contrapposizione tra nazionalismo, regionalismo e globalismo svuota l'economia, la società, la politica e la cultura, promuovendo nuove opportunità. Le contrapposizioni tra globalismo, nazionalismo e regionalismo più articolate modulano diversi tipi di organizzazione del lavoro e della produzione attraverso la partecipazione e il coinvolgimento di tutti nel processo decisionale. Allora, io credo che bisogna da parte nostra capire che il globalismo, pur essendo da me interpretato come un qualcosa di negativo allo stato attuale, ha comunque, come tutte le cose, c'è un suo lato positivo e un suo lato negativo. Il globalismo sta distruggendo anche i vecchi stati-nazione. Li sta distruggendo perché riesce a condizionare esattamente i poteri decisionali che ci sono all'interno dello Stato-nazione. Allora, in questo ambito, in questo spazio che ci viene lasciato, noi dobbiamo saperne approfittare e creare quel tipo di economia che noi vogliamo, perché solo attraverso la decisione nostra di occuparlo potremo prendere le redini per poterci fare avanti, perché dobbiamo dimostrare bene o male che noi sappiamo gestire la nostra terra. La nostra terra, che è un unicum, è una bolla temporale di cui non ci rendiamo conto assolutamente. Io la chiamo bolla temporale perché? Perché è un qualche cosa che non ha l'uguale nel Mediterraneo. Per tutta una serie di problemi storici, archeologici e altro, di cui io non voglio parlare perché non è il mio compito parlare, qualcun altro parlerà. Ancora, si può riconvertire lo Stato-nazione in forme diverse, modificare il significato della società civile
e alterare le condizioni di sovranità e egemonia per creare un nuovo modo di produrre. Si possono ridisegnare frontiere, ridefinire politiche economiche, riarticolare forze produttive, annullare vecchie attività economiche in favore di altre, più attenenti alle realtà locali, coniugando tradizione e innovazione. Non dobbiamo dimenticare ciò che è la nostra tradizione, ciò che è la nostra cultura. Però non possiamo essere neanche contrari all'innovazione, perché l'innovazione non è una brutta bestia, come ho sentito qualcuno commentare su Facebook, per dire un posto dove i commenti si fanno spesso e volentieri. Sembra che l'innovazione sia un drago a sette teste che ci viene a mangiare perché noi non siamo capaci di controllarlo. No, l'innovazione è che cosa? È un modo anche diverso di pensare, di uscire fuori dai soliti schemi, perché se è vero che gli schemi basici nostri sono fondati sulla nostra tradizione, però è vero anche che la dinamica del mondo è una dinamica che continua, è una dinamica che ogni giorno ci mostra nuovi volti, e allora noi dobbiamo saperne approfittare di questa dinamica, e questa è l'innovazione. Studi odierni dimostrano che lo Stato-nazione è in crisi perché non risolve le sue conflittualità sull'identità nazionale, e poi perché in un tale processo storico disuguaglianze e antagonismi sono espressioni di valori culturali, sociali, demografici, linguistici, religiosi e pendenze non o mal risolte della cosiddetta questione nazionale inventata dagli Stati-nazioni come prodotti storici della rivoluzione borghese di qualche secolo fa. La nazione deve oggi essere una creazione simultaneamente geografica, economica, democulturale e sociopolitica con le caratteristiche di un processo storico dinamico. Quello che stavo dicendo io, queste sono le parole dell'autore. Ma noi dobbiamo pensare in questa maniera. Siamo in divenire. Siamo in divenire, ma siamo in divenire, possiamo essere in divenire e riuscire ad arrivare dove vogliamo se sapremo ascoltare che cosa? Se sapremo ascoltare la società, se sapremo ascoltare gli altri, se sapremo essere umili di fronte alle cose. Perché voglio dire, ogni giorno noi ci troviamo immersi in una serie di situazioni in cui tutti sembrano detentori della verità. Ma io sinceramente, forse, se sono un cattolico, se sono religioso, se sono un cristiano, se sono maomettano, penso che l'unico detentore della verità sia lassù. Ma tra di noi che calpestiamo ogni giorno questo pavimento, di detentori della verità ce ne sono pochi. O almeno, se qualcuno c'è, sa la sua piccola verità. Perché non riusciamo assolutamente a mettere tante verità assieme e a creare una unità per poter andare avanti? Se non riusciamo a creare questa unità, noi non riusciremo mai dalla situazione in cui siamo. Dobbiamo essere capaci di saper ragionare, di saperci confrontare, di saper razionalizzare sulle cose, altrimenti siamo fritti. Nel contempo dobbiamo fare attenzione al fatto che esistono alcune cose per quanto riguarda la Sardegna. La società agraria ha perso la sua importanza qualitativa e quantitativa nella fabbrica della società, nel gioco delle forze sociali, nella trama del potere nazionale, nella formazione delle strutture mondiali del potere. Le corporazioni transnazionali di agrozootecnia, agroindustria, agrobusiness inducono, organizzano e determinano completamente produzione e commercializzazione di ogni tipo di alimento e di prodotti e il modo di soddisfare necessità reali e immaginarie. A proposito di questo, voglio fare un commento. La nostra situazione di crisi dell'agricoltura, da che cosa è determinata? È determinata sì da politiche nazionali e regionali che si determinano anche a Cagliari, ma soprattutto è determinata anche dal fatto che nessuno riesce ad essere il referente del mercato. Non esiste un'impresa da sola che possa competere sul mercato attuale. Non si riesce a capire perché in Sardegna tra coloro che trasformano il latte e coloro che vendono il latte trasformato ci siano tanti conflitti e non ci possa essere per esempio una coesione.